Siamo con il nuovo coordinatore della Lega in provincia di Agrigento, l'onorevole Giambrone. Onorevole, intanto come mai questa sua adesione alla Lega di Salvini? No, è stata una scelta, andando io uomo di centrodestra, ovviamente avendo preso atto di taluni atteggiamenti, mi fermo solo a questo, commessi e messi in atto a livello regionale non solo, ho dovuto assumere una linea di definizione assoluta di quello che era la mia storia per 26 anni. L'ho fatto a malincuore, con dispiacere, e però non c'era alternativa. Dopodiché sono aperti gli scenari e come uomo di centrodestra mi sono avvicinato alla Lega, ma principalmente in Sicilia proprio perché ho fatto una considerazione. Se Salvini sceglie come suo segretario regionale una persona moderata, quale l'onorevole Lino Minardo lo conosco da tempo, lui, la sua famiglia, persone molto moderate, è ovvio che la Lega, che Salvini quindi, vuole che la Sicilia cominci a parlare bene della Lega e si vada a sdoganare tutto ciò che si dice attorno alla Lega. La Lega è ormai un partito di governo, la Lega è proiettata ovviamente ad amministrare anche la nazione. La Lega oggi fa ragionamenti diversi. Salvini entra responsabilmente nel governo Draghi e fa una dichiarazione già da un segnale di apertura per l'Europa e usa un linguaggio molto più moderato per quanto riguarda l'immigrazione, che comunque va controllata. Fermo restando che per quel che riguarda alcune tematiche come quella per esempio di questo blocco assoluto che c'è, questa chiusura che c'è, di questo coprifuoco che è insopportabile, perché non si può generalizzare su tutto, quando ci assume posizioni che servono a tutelare e difendere le categorie intanto produttive, tutte le partite IVA e comunque tutti quelli che spendono i loro sacrifici finanziari e anche, se mi permette, di salute, che investono sul territorio, creano servizi e producono ricchezza, questi vanno difesi.